Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un pallido sole, qua a Genova nelle riviere un pochino meglio, comunque sempre tanto caldo, siamo intorno ai 28-29 gradi, c'è umido. Speriamo che nel prossimo fine settimana ci sia un bellissimo sole per i nostri graditissimi ospiti che verranno a trovarci nella nostra meravigliosa Liguria. Ma passiamo subito al primo ospite della mattinata, che è il vicepresidente regionale Alessandro Piana. Ciao Ale, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno a te Alessandro, dove ti trovi in questo momento? In questo momento ero in consiglio, mi avete chiamato e sono uscito fuori dal consiglio regionale perché abbiamo tutte le pratiche riguardanti il bilancio. Allora, ti ringraziamo per la tua disponibilità e volevo però partire con te, visto che siamo durante la stagione estiva, su un argomento un po' più leggero che farà piacere a moltissimi nostri radioascoltatori, ossia c'è una novità che arriva proprio dall'estremo ponente ligure, il tuo territorio, ed è la birra all'aglio, una curiosità molto bella per chi come me è amante della birra. Di cosa si tratta, Alessandro? Ma credo che fai riferimento alla fiera dell'aglio di Vessalico che c'è appena stata un paio di settimane fa, dove in quell'occasione è stato lanciato un nuovo prodotto, l'ennesimo, ovvero la birra all'aglio nero di Vessalico, che contrariamente a quanto si può immaginare non sa assolutissimamente in maniera preponderante di aglio, ma è molto buona, molto apprezzata, una birra scura che ha riscosso veramente tanto successo per quanto riguarda i presenti, quindi l'abbiamo assaggiata per la prima volta, l'abbiamo spillata per la prima volta, abbiamo tagliato il cosiddetto nastro simbolico e abbiamo iniziato a assaggiarla tra amministratori, sindaci del comprensorio presenti e poi ovviamente a tutti i cittadini, a tutti gli ospiti. Quindi devo dire che è l'ennesimo successo frutto della fantasia, della capacità, della caparbietà dei nostri agricoltori, dei nostri artigiani che sanno veramente trasformare quelli che sono i prodotti della terra in assolute eccellenze. Ecco, ricordiamo che Alessandro Piana è anche assessore regionale all'agricoltura, ma spieghiamo un attimino ai nostri ospiti, ai nostri radioascoltatori che non sono genovesi, non sono liguri, dove si trova Vessalico esattamente e come mai è così importante e famoso l'aglio di Vessalico? Allora, Vessalico si trova nell'entroterra della Valle Arroscia, praticamente tra la piana di Albenga e l'Alta Valle Arroscia e tra l'Imperia e l'Alta Valle Arroscia. È su un confine, diciamo così, su un crocevia importante. L'aglio di Vessalico è importante perché è da sempre conosciuto. Tu pensa che questa fiera è arrivata alla 265esima edizione, quindi sono quasi 300 anni che si fa questa importante fiera. Un aglio particolarmente apprezzato, oltre che per le sue caratteristiche organolettiche, per l'alta digeribilità dell'aglio stesso. È stato apprezzato veramente nel corso dei secoli. Oggi, come Regione Liguria, c'è un impegno importante a riguardo, preso con i consorzi e le associazioni del territorio per l'ottenimento dell'IGP, ovvero l'indicazione geografica protetta. Un titolo che, oltre, diciamo così, a suffragare un lavoro portato avanti nel corso dei decenni, contribuirà, ci auguriamo tutti, a creare una sorta di patto di filiera, quindi un prezzo minimo oltre il quale questo prodotto non può scendere ma salire. Tra l'altro le nostre mamme e le nostre nonne facevano e continuano a fare la ricetta tradizionale del pesto alla genovese e proprio i prodotti di eccellenza sono il basilico di Pra, oltre naturalmente a quello di Andorra, ma c'è il basilico di Pra e dicono sempre di metterci l'aglio di Vessalico, giusto? Bravissimo. Credo che mi stavo dimenticando quasi, meno male che sei stato bravo e te ne sei ricordato. Oggi nella ricetta del nostro pesto alla genovese, oltre
ovviamente a tutti questi prodotti che hai elencato tu, tutti DOP, ricordiamolo, sono tutti prodotti DOP, gli chefs e diciamo così, i preparatori, coloro che organizzano il campionato mondiale del pesto al mortaio, suggeriscono di mettere l'aglio di Vessalico proprio grazie all'alta digeribilità dell'aglio stesso, ma soprattutto anche per le caratteristiche di gusto e sensoriali che l'aglio trasmette al pesto finale. Quindi massima libertà a chi gusta il pesto senza aglio, però sinceramente io il pesto lo mangio con l'aglio, e in particolare quando riesco a trovarlo dai nostri besagnini, dai nostri negozi di verdura, ossia qui a Genova io ci metto sempre l'aglio di Vessalico. Ma cambiamo pagina dopo queste informazioni che sono curiose da un lato, ma importanti anche per chi vuol mangiare sano e vuol mangiare bene con i nostri prodotti della Liguria. Passiamo all'argomento che hai introdotto tu in apertura del nostro collegamento, ossia il bilancio regionale che si sta discutendo in aula a Genova, nella sede di Via Fieschi, per il secondo giorno. Ieri c'è stato il primo round e c'è stata anche un po' una polemica da parte del Movimento 5 Stelle. Il capogruppo ha dichiarato: ma questo bilancio bisognerebbe farlo controllare dalla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Bufera su 5 Stelle, dopo che ha dato dei fascisti, dei nazisti, eccetera, a quelli del centrodestra. Il centrodestra con tutti i capigruppo hanno chiesto le dimissioni del capogruppo regionale Stefano Giordano. Ecco, a me è sembrata un po' una buttada, ecco, poi diciamo che ridacchiava un pochino Giordano, visto quando ha fatto questa dichiarazione, che però è molto grave secondo il mio punto di vista. Ma io credo che Giordano intanto non è nuovo a uscite di questo tipo. Io ritengo il nostro sistema, diciamo così, amministrativo politico tra i migliori al mondo, perché comunque la democrazia è bella perché dà l'opportunità a chiunque di noi di candidarsi e, se una volta presi i voti, anche di andare a ricoprire delle cariche importanti. Purtroppo ogni tanto ci sono anche delle note stonate in tutto questo, no? Perché quando hai uno scranno così importante, quando hai un microfono acceso e soprattutto ti seguono molti da casa, se dici delle sciocchezze può diventare pericoloso, ma soprattutto se lanci delle accuse infondate a un governo solo perché quel governo non è del tuo stesso colore politico o non la pensa come te. Diciamo che già una volta è stato sospeso il consigliere Giordano, anzi furbescamente, perché è un furbacchione, si è autosospeso perché altrimenti sarebbe incorso in una votazione d'aula con esiti molto più pesanti, ovviamente dal punto di vista del provvedimento. Non è escluso che in questa circostanza si possa presentare un documento di dimissioni che deve essere portato all'attenzione, alla discussione, alla votazione dell'Aula, dove probabilmente non potrà cavarsela così altrettanto bene come in precedenza, perché ognuno è responsabile di quello che dice e di quello che fa, a maggior ragione se ricopre un ruolo politico così importante. Dire che il bilancio di Regione Liguria, che è appena stato vagliato dalla Corte dei Conti, la settimana scorsa c'è stato il giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti per quanto riguarda il bilancio 2024, oggi siamo in assestamento e in variazione di bilancio per l'anno 2025, credo che già abbiamo, diciamo così, i soggetti giuridici indicati e incaricati di doversi occupare di un bilancio che sia comunale, provinciale, regionale o comunque di un qualsiasi ente pubblico. Quindi andare a suggerire di fare un qualcosa di straordinario che non è mai stato fatto nell'ordinamento giuridico nazionale, ma lanciando delle accuse così pesanti, credo che sia dicendoci che sostanzialmente che siamo dei mafiosi perché abbiamo preso dei voti strani, particolari e quant'altro. Credo che sia quantomeno oggetto di discussione in un consiglio, perché no,
magari monotematico, dove sul banco degli imputati, visto che lui si erge ad avvocato e a giudice contemporaneamente, a questo giro potrebbe esserci lui. Senti Alessandro, ti faccio una domanda come ex presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria, perché ricordiamo che Alessandro Piana adesso è vicepresidente della Giunta, ma è stato per diversi anni anche presidente del Consiglio regionale. Ecco, ma un consigliere regionale si può alzare e dire, e può dire queste cose, perché secondo me sono di una gravità assoluta. Allora, se uno fa la battuta, poi se la rimangia, spiega, no, ma era semplicemente una battuta, è un conto. Ma il Movimento 5 Stelle addirittura ha fatto un comunicato stampa su questa cosa qui ieri pomeriggio. Ma è quello che dicevo prima, no? della possibilità che la democrazia dà a tutti i cittadini di potersi poi esprimere. Può farlo, non dovrebbe, ma può farlo, perché comunque ne ha la facoltà. Chiunque interviene in consiglio regionale, il presidente dà la parola al consigliere che ne fa richiesta, accende il microfono e dice una sciocchezza. Noi come facciamo sapere cosa passa per la testa di quel soggetto in quel determinato minuto? Quindi purtroppo non si dovrebbe fare, certe cose non si dovrebbero dire, ma non soltanto in un consiglio regionale, ma nemmeno al bar, se vogliamo, o diciamo così, in un dibattito aperto. Figuriamoci in un'assise regionale che, ricordiamolo bene, ha delle leggi particolari su quelle determinate materie. Io ho fatto il Presidente del Consiglio, come ricordavi giustamente te. Ricordo che abbiamo 4 leggi, una per il giorno della memoria, per l'Olocausto e la Shoah, una per il giorno del ricordo ed è legato al discorso delle foibe, una per le mafie e un'altra per delle leggi altrettanto importanti che riguardano il nostro territorio. Quindi credo che delle leggi con delle tematiche specifiche, perché ogni anno vengono fatti fare dei temi alle scuole superiori dei principali, diciamo così, dei principali istituti della nostra regione, o chi ne vuole partecipare, e poi vengono premiati gli alunni migliori. Quindi oggi venire a puntare il dito contro un'amministrazione solo perché non è, diciamo così, conseguente a amministrazioni precedenti, credo che sia un qualcosa di sconveniente, soprattutto irrituale, inusuale, tant'è che soltanto il consigliere del movimento, l'unico consigliere del Movimento 5 Stelle presente in aula è intervenuto in questa maniera. Anche il PD o comunque gli altri esponenti politici della minoranza erano abbastanza imbarazzati in quel momento in aula, e questo ovviamente la dice lunga, perché un Movimento 5 Stelle che nasce in Liguria, nasce a Genova da Beppe Grillo, ottenendo il 34-35%, oggi col 4-5% è costretto ad esprimere un solo esponente in Consiglio regionale, probabilmente è vittima di se stesso. Bene, allora il collegamento con te è terminato, ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro anche in aula. I lavori proseguiranno in Consiglio regionale, credo, a oltranza fino a stasera, e ti salutiamo. Ciao Ale, grazie ancora. Va bene, grazie, buongiorno a tutti. Grazie ancora al nostro vicepresidente della Giunta regionale della Liguria, Alessandro Piana, e passiamo al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo comunale al Comune di Genova, Paola Bordilli. Sentiamo. Buongiorno a tutti. Ciao Paola, dove ti trovi in questo momento? Buongiorno, guardate, sono in Basso Piemonte oggi. Sono qui con mio padre, che ho portato in campagna, però operativa come sempre. Ho già scritto delle mozioni stamattina, quindi operativa anche se non nella mia Genova. Buongiorno a tutti. Allora, a Genova è successo il terremoto politico, primo atto
della neosindaca Silvia Salis del centro-sinistra, aumento delle tasse. Stangata IMU per 27.000 alloggi genovesi, i rappresentanti dei piccoli proprietari ma anche degli inquilini ovviamente hanno protestato. Tra l'altro c'era stata una commissione consigliare in questo senso, assente la sindaca Silvia Salis. Poi Esatto. i piccoli proprietari di inquilini se ne sono andati da Palazzo Tursi, sede del comune di Genova, e infine ieri è stata approvata questo aumento, questa delibera. Assolutamente sì, guardate, devo dire che forse insomma cognome Salis in qualche modo attiene molto con le case, c'è chi le occupa, c'è chi le tassa, se volessimo dirla con estrema sintesi. Purtroppo sì, il nostro sindaco, la giunta di Area Centrosinistra hanno proposto questo aumento dell'IMU su tutti quegli alloggi con il canone concordato. Tanto per sintetizzare, il canone concordato nasce 25 anni fa con una legge nazionale e serviva proprio per fare in modo che i privati, che i proprietari delle case si rendessero disponibili per fare in modo che le persone che ceto medio-basso, che magari non riesce a pagare canoni troppo alti, fosse comunque con la possibilità di poter reperire alloggi a canoni abbastanza bassi, a canoni concordati. Ebbene, Sinistra sceglie che l'aliquota IMU, che nella nostra città è sempre stata bassa, non è mai stata toccata al rialzo da 0,78 passasse a 1,06, oltretutto ecco un aumento del 40% circa. Una misura che proprio noi non abbiamo compreso su che basi sia stata fatta, una misura, guardate, che a livello tecnico gli uffici è dal 2021 che ci proponevano di farla, e noi ogni volta, sia con la giunta Bucci sia con la giunta Picciocchi, abbiamo sempre detto no, non vogliamo farla perché è una misura ingiusta, iniqua, va a colpire sia proprietari sia l'inquilino. Quindi noi abbiamo cercato di fare in modo che l'amministrazione, che la giunta comunale parlasse anche con i proprietari che non ha visto, con cui non si è confrontata, e abbiamo fatto anche tante proposte per rivedere proprio questa tassazione che troviamo veramente assurda, fuori da ogni logica. Purtroppo la giunta Salis si è intestardita, nel voler continuare su questa linea, adducendo oltretutto colpe sempre a noi centrodestra, prima parlando di buco di bilancio, poi parlando di disequilibrio, poi parlando di disavanzo, insomma anche termini che vogliono dire cose molto diverse e che quindi fanno comprendere quanto siano arrampicati sugli specchi, per darci colpe che non abbiamo. In ultimo abbiamo, devo dire, fatto una battaglia forte anche nel Consiglio Comunale. Siamo riusciti a bloccare il Consiglio Comunale della nostra città per far sì che il sindaco, anche se in maniera molto tardiva, si confrontasse e parlasse con i proprietari, perché non l'ha mai fatto. Quindi una misura presa senza neanche dialogare con i principali destinatari delle nuove tasse che il sindaco Salis ha voluto fare. Da questo dialogo è venuto fuori non quello che noi volevamo. Noi volevamo che la misura si fermasse, ma quantomeno l'impegno, questo sì, per il 2026 che le tasse, che l'IMU
sui canoni concordati possa ritornare più in basso. È, come ti dicevo, non proprio quello che noi volevamo, ma c'è sicuramente questo impegno è stato preso grazie a una forte, una protesta forte che in Consiglio Comunale sia l'opposizione, ma devo dire che soprattutto noi come Lega, io con il consigliere Bevilacqua, abbiamo veramente spinto, anzi siamo proprio noi con Bevilacqua che abbiamo preso parola per chiedere questa conferenza capigruppo alla presenza sia dei proprietari che del sindaco. Ripeto, ecco, noi sicuramente è una misura che non avremmo mai fatto, una misura che speriamo torni con l'aliquota che insomma c'era fino a 2 giorni fa, perché va davvero a colpire tutti. Oltretutto diciamo che è una misura che potrebbe incentivare i proprietari oggi o a non fare più il canone concordato o a tenere le case chiuse o ad aumentare gli affitti brevi, che come sapete sono un tema che è molto dibattuto nei nostri centri storici delle città legate con il turismo, o ancora di più è una misura che dà una spinta verso anche gli affitti in nero. E quindi ecco, diciamo che proprio non comprendiamo e siamo qui per ribadire una volta in più una totale disapprovazione per una manovra assurda che ci fa vedere come la sinistra alla fine Ascolta, le Paola, prime misure che 30 fa secondi. sono Allora, aumentare una le tasse. battuta veloce, ma su 30 secondi velocissimi. Sì. Primo mese della giunta Salis, no Sky Metro, Genova deve rinunciare a 398 milioni di euro già finanziati dal MIT, non più gli agenti della polizia locale di Genova nel centro storico, che sarà pattugliato solamente tra virgolette da carabinieri e poliziotti, e è stancata IMU. Proprio ti do 15 secondi per definire la giunta Salis di Genova. Ma io direi che la giunta Salis di Genova si presenta come le vecchie giunte della sinistra, che guarda solo verso una decrescita felice, e questo devo dire che mi spiace molto, perché noi con Bucci, con Picciocchi, come Lega si è sempre lavorato per spingere Genova nuovamente come prima città del Mediterraneo, ed invece stiamo veramente piombando nuovamente nella tristezza e nelle logiche negative della sinistra. Del vecchio centro-sinistra. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, il nostro tempo è scaduto. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro al nostro capogruppo comunale di Genova, Paola Bordilli. Ciao Paola. Ciao a tutti. Ciao, grazie ancora a Paola Bordilli. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete